Lo sapevi che in Veneto esiste una ciclabile all'interno di un parco naturale dove all'arrivo puoi degustare un qualcosa che hanno inventato proprio qui? Dai che andiamo! È la ciclabile dei Colli Euganei, tutta in provincia di Padova e totalmente fuori dal traffico. Essendo una ciclabile ad anello puoi partire da dove preferisci, ma se parti da Abano il parcheggio è comodo ovunque e te puoi anche farti il bagnetto ai terme. Che non si dica che le terme è da vecchi. I chilometri totali sono circa 65. Vabbè, io ne ho fatti un po' di più. In ogni caso trovate il tracciato sul mio Strava. E il fondo è quasi tutto asfaltato e a tratti di sterrato battuto. Perfetto per una bici gravel come questa. Le borracce rosa me le invidiate, lo so. Preparati a vedere scorci su castelli, ville venete e borghi ricchi di fascino circondati da vigneti e canali. Guarda che bello il Veneto! Attraverserai le città murate di Este e Monselice, i centri termali di Abano e Montegrotto, il borgo rivierasco di Battaglia Terme e pure l'abbazia di Praglia che è un autentico gioiello rinascimentale. È impossibile perdersi in quanto è pieno di cartelli come questo, questo. E se vuoi farti una vacanzetta allunga l'itinerario fino ad Arquà Petrarca perché merita una visita a Seto. Non troverai fontanelle ma puoi stare tranquillo. Le uniche cose che non mancano in Veneto i bar e vabbè anche le banche. Ah, non c'è praticamente dislivello e quindi è adatta a tutti, anche ai mone come noi. Ma alla fine, finita la ciclabile, cos'è quella cosa che puoi degustare che hanno inventato proprio qui? Scusa, mi fai un missile? Certo! Pronti? Evviva! Lo spritz col gin. E tu lo sapevi?